Il Friuli Venezia Giulia resterà un'altra settimana in zona gialla, questa la decisione, l'ufficialità verrà resa nota domani come sempre dal Ministero della Salute, in una situazione che appare tutt'altro che fluida e tranquilla, perché sappiamo che l'RT del Friuli Venezia Giulia è sopra l'1, sopra la media nazionale, in una situazione anche internazionale abbastanza difficile, perché la Slovenia, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, ha imposto i tamponi a chi attraversa il confine. Però intanto cerchiamo di dare vedere un po' com'è la situazione, fare un riassunto grazie al prezioso ausilio all'ospite di turno di oggi, che è il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Grazie per essere intervenuto. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, io ho accennato a questa zona gialla data, penso, da dei parametri che sono in calo, lo abbiamo notato anche la pressione sugli ospedali, però c'è questo RT che è ricominciato a salire sopra l'1 leggermente, 1,03 se non sbaglio, un dato che deve preoccuparci, almeno per spiegarlo anche ai cittadini che cosa vuol dire. Beh, l'RT è l'indice del contagio, cioè quante persone sono in grado di contagiare, quindi sostanzialmente siamo 1 a 1, questo è il valore, anche se questi parametri sono definiti su dati della settimana precedente. Noi abbiamo sempre chiesto di poter aggiornare questo dato in tempo più avvicinato al giudizio che viene dato sul colore, tanto è vero che i dati di quest'ultima settimana, che saranno quelli che leggeremo con l'RT della prossima, sono inferiori, quindi io mi aspetto che nel corso del giudizio della prossima settimana questo RT cali. Quindi vedremo che dato verrà fuori, perché il meccanismo dell'algoritmo è piuttosto complesso. Certo, cioè il calo dovrebbe essere sotto l'1 sostanzialmente, la prossima settimana riferita a questa. Io non voglio fare previsioni azzardate, però gli indicatori che vedo sulla base di quello che è accaduto nel corso di questa settimana, secondo me noi dovremmo andare sotto l'1 la prossima settimana, ma come ripeto adesso vedremo. Tra l'altro l'intervallo che determina la soglia dell'1 è l'intervallo minimo, noi con l'intervallo minimo siamo a 0,99 e per questa ragione restiamo in zona gialla. Ecco, il rischio di una nuova ondata, della terza ondata, c'è oppure c'è già stata la terza ondata e non ci siamo resi conto e in verità questo calo che lei mi ha detto potrebbe essere un nuovo scollinamento? Ma guardi, io mi affido agli esperti che hanno anche interpretazioni che sono diverse. Se dovessi dire l'opinione del professor Barbone, che è il capo della nostra task force, che tutti apprezziamo e ascoltiamo con grande attenzione, lui dice che nella nostra regione non potrebbe esserci stata questa differenza tra la seconda e la terza ondata. Noi siamo in quel corridoio che, come vediamo, arriva fino alla Slovenia, che ha avuto un contagio molto alto, molto insistente nel corso di questo ultimo periodo. Anche se cominciamo a vedere, pur in una curva alta, una riduzione del contagio, lenta, ma c'è, una riduzione di ricoveri nell'area medica, mentre l'intensiva continua a restare, le coperture delle TDP intensive continuano a restare più o meno alla stessa soglia. Vedremo nel corso dei prossimi giorni come andranno. Sappiamo che il fenomeno ospedaliero è uno degli ultimi anelli della catena di valutazione degli andamenti. Tutte le valutazioni che si leggono, e anche in questo report che determina questo RT a partire dallo 0,99, sono tutti indicatori in calo, quindi noi speriamo naturalmente che la fase più critica sia passata. Lo vediamo, lo condividiamo anche con Emilia Romagna e Veneto, perché il corridoio è questo, quindi tutti auspichiamo che già dalla prossima settimana gli indicatori scendano. Lei ci dà comunque anche una buona notizia, peraltro stiamo verificando anche un'altra notizia per quanto riguarda i transfrontalieri, che sembra che sia stata revocata la richiesta del tampone negativo. La sto aggiornando riguardo a questo dato e la verificheremo anche nel corso della nostra puntata, anche perché questo un po' preoccupa avere un paese così vicino che fa dei tamponi obbligatori. Ma il tema è la reciprocità, noi non ci siamo mai posti in questo modo nei confronti della Slovenia, quindi bene tutte le critiche e le voci che si sono alzate
misure di questo genere devono essere condivise, devono avere anche uno spirito di reciprocità, in particolare quando colpiscono gente che poi alla fine deve anche lavorare. Senta, invece volevo chiedere qualcosa sui vaccini. Innanzitutto, quando arriveranno i vaccini di AstraZeneca, qua in Friuli Venezia Giulia? Se non sbaglio dovrebbero arrivare a Pratica di Mare nella giornata di domani. Sì, dovrebbero arrivare nelle regioni nel corso di questa settimana, poi non mi faccia dire martedì, mercoledì, insomma, arriveranno questa settimana. E noi stiamo aspettando dal governo, dalla gestione commissariale, una puntualizzazione precisa sulla declinazione dei servizi essenziali, che sono quella categoria che a causa dell'utilizzazione dell'AstraZeneca consigliato agli under 55 ci consentirà di capire in che modo procedere rispetto a questi servizi essenziali, in coerenza con le dosi e con i flussi che ci verranno consegnati. Quel vaccino può essere inoculato, abbiamo deciso, sotto i 55 anni, e se le categorie essenziali sono tutte le categorie che abbiamo visto nei giorni scorsi, è chiaro che bisogna definire una priorità, quindi ci aspettiamo che la gestione commissariale ce la dia, in modo che poi noi si possa procedere parallelamente con l'attività di Moderna e Pfizer per gli over 80 e alle categorie definite di servizi essenziali per gli under 5, però soltanto per gli under 55, perché il vaccino che abbiamo a disposizione è quello lì. Ecco, gli over 80 a partire da metà febbraio? Non la prossima settimana, quella dopo ancora? Ma adesso noi stiamo completando la prima fase, sono ancora alcune migliaia di vaccini da inoculare come seconda dose. Adesso noi stiamo aspettando gli ultimi dettagli e gli ultimi particolari, probabilmente la prossima settimana riapriremo l'agenda, ma tutti questi dettagli abbiamo deciso che lavoreremo domani e domenica e lunedì insieme al Presidente della Regione. Presenteremo i dettagli, il modo con il quale le persone potranno prenotarsi, i luoghi nei quali si potrà fare il vaccino e le priorità delle categorie dentro le famiglie che sono in qualche modo definite. Cioè, quando parliamo di over 80 in Friuli Venezia Giulia parliamo di 108.000 persone, quindi è chiaro che dobbiamo, insomma, non possiamo pensare di vedere una forza che si butta dentro tutta insieme. Bisogna segmentare le categorie in maniera di fare le cose con ordine e di non avere la frenesia che quando siamo partiti con la prima dose in alcune regioni italiane abbiamo visto e tutti quanti insieme abbiamo condiviso che quella non è una gara di chi arriva prima, di chi arriva dopo. No, certo, so che non è una gara di quando si arriva prima, però sappiamo anche che siamo tra i più virtuosi per quanto riguarda la somministrazione della profilassi. È anche vero che se fosse proceduta in maniera normale questa profilassi, a che punto sarebbe stato il Friuli Venezia Giulia adesso? Cioè, a regime, con una vaccinazione normale, quante dosi avremmo inoculato fino adesso? No, beh, direi, ormai insomma, diciamo che le regioni sono più o meno tutte in linea, insomma, rispetto alle dosi consegnate. Diciamo che noi abbiamo avuto una gestione organizzata, prudente, che nel momento della difficoltà e quindi della riduzione delle dosi ci ha consentito di non essere in pericolo rispetto alla distanza tra la prima e la seconda dose, avendola accantonata. Ecco. Quindi quando si fanno queste operazioni bisogna fare delle operazioni che devono avere la giusta prudenza e il grande equilibrio nell'affrontare una partita che si sa quando finisce, quando comincia, si sa quando si deve finire. Non è una gara, è una gara a tappe, come dico io, no? Alla fine tu devi arrivare alla fine del giro, devi arrivare bene alla fine del giro con tutti quelli che hanno il diritto e hanno scelto di essere vaccinati. Senta, le chiedo l'ultima cosa, il Bono, il capo di Confindustria regionale, il presidente di Confindustria regionale ha lanciato questa iniziativa sulle vaccinazioni in fabbrica, anzi più che altro la richiesta delle vaccinazioni per le aziende, le pagherebbero anche le aziende. Voi cosa ne pensate? Ma io penso che tutti coloro che si mettano a disposizione, io penso che la fabbrica sicuramente sia un luogo utile per fare questo, però
dobbiamo capire quali sono le dosi che abbiamo a disposizione, perché le dosi dal governo e sul mercato gli stati fanno fatica a comprarle. Bisogna capire il tempo con il quale ci verranno consegnate e soprattutto le categorie che vengono definite come priorità. Quindi una volta che saranno chiarite tutte queste cose, sicuramente quello potrebbe essere una forma interessante da utilizzare. Oggi il problema vero è la disponibilità delle dosi e come ho avuto modo di dire, mi pare che in quella direzione si stia andando dalle informazioni che ho avuto anche qualche ora fa. Il problema è riuscire ad avere a disposizione le dosi e non consentire a coloro che hanno investito e hanno ottenuto questo risultato di guardare soltanto al margine economico-finanziario dell'azienda che ha la proprietà del brevetto. L'Italia non può essere un paese in un contesto europeo che è in qualche modo messo sotto ricatto rispetto alla salute pubblica. Qui intervengono fattori di priorità più importanti sui quali il Paese, i governi devono avere la forza e devono esercitare quella funzione di tutela della salute pubblica a beneficio di tutti, anche andando sopra l'altare di qualche risultato economico, di qualche multinazionale, di qualche quotazione in borsa. Approfitto, mancano 20 secondi a pubblicità, veramente una domanda e una risposta flash, fiducioso su Draghi? Ma io sono sostenitore di Draghi e credo che sia una straordinaria opportunità per l'Italia. Ho avuto modo di dire con Draghi, in particolare rispetto sicuramente alla campagna vaccinale, ma anche alla partita nei confronti dell'Unione Europea. Con Draghi l'Italia siede in prima fila e io credo che oggi ne abbia grande bisogno. Grazie vicegovernatore, le auguro, faccio un bocca al lupo e buona serata. Buonasera. Andiamo in pubblicità e poi parleremo di cultura, spettacolo, un settore completamente in crisi che non sembra ancora ripartire nonostante siamo in zona gialla. Pubblicità. Eccoci tornati in collegamento, seconda parte di Screenshot. È uno dei settori più colpiti, nonostante sia la zona gialla, non ha riaperto e non ce n'è ancora traccia per una possibile riapertura. Eccoci qua con il mondo dello spettacolo, della cultura, esattamente quello del teatro, tantissimi attori che ancora attendono. Abbiamo con noi Giovanni Nizzi, presidente del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi, buonasera. Allora, voi sareste pronti a ripartire, però non è che si apre da un momento all'altro il sipario, o meglio, non si alza da un momento all'altro il sipario. In teatro si è sempre pronti a ripartire perché si sta sempre dietro a un sipario chiuso in attesa che si allarghi. Purtroppo chi organizza le misure di intervento per bloccare il contagio, tutte cose che noi seguiamo alla lettera perché sono cose molto importanti, però si dimentica che un teatro è un'organizzazione, è un complesso molto ricco di componenti che non può partire con uno schiocco di dita. Quindi quello che ci sta affliggendo, soprattutto in questo momento, è proprio un'incertezza e non sapere esattamente che cosa fare. Noi riempiamo comunque questo vuoto perché i programmi li stiamo preparando, purtroppo a causa dell'incertezza li dobbiamo anche aggiornare spesso e cerchiamo di fare qualcos'altro usando anche la tecnologia, usando lo streaming, sapendo tuttavia che non stiamo facendo teatro quando facciamo queste cose con gli strumenti tecnologici nuovi. Però la capacità di presentare qualche cosa che sia uno spettacolo è talmente impellente che ci spinge anche a provare a esibirci in altre forme di comunicazione, di spettacolo che non è dal vivo ma che comunque può coprire in qualche modo un vuoto. Ecco, voi avete parlato tra di voi anche colleghi, attori, presidenti delle varie fondazioni, teatri, insomma, avete fatto pressioni sul governo, a parte il fatto che adesso non c'è il governo, sul passato per cercare di convincerli. E cosa vi hanno detto? Qual è il problema di un... Le chiedo, qual è il problema di un teatro rispetto ad altri luoghi di eventi o congressi o non si sa che cosa? No, l'amarezza che hanno un po' tutti quelli che operano nel mondo dello spettacolo dal vivo
e in molti casi non è solo amarezza perché molti sono senza lavoro da un anno. Non dimentichiamoci che in questo settore si guadagna qualcosa quando si va in scena, quando si lavora, non soltanto gli attori, poi anche tutti i tecnici, tutti coloro che in qualche modo collaborano perché uno spettacolo possa andare in scena. Quindi l'amarezza qual è però? Che mentre si sta parlando, giustamente io dico, anche di riaprire i ristoranti per la cena, non soltanto per il pranzo, e io sono assolutamente d'accordo che questo vada fatto, perché insomma se si riesce a mantenere una norma di sicurezza per il pranzo si riesce anche a farlo per la cena, però strano che nessuno parli dei teatri. E secondo me qui non c'è soltanto un problema che non è stato capito da chi organizza le misure È un anti-Covid. è un problema culturale. È un problema Esatto, c'è culturale, una probabilmente. valutazione che mette non solo il teatro, tutto il mondo dello spettacolo, il cinema, eccetera, lo mette all'ultimo posto, come se fosse un qualcosa di superfluo che vabbè, se si potrà un giorno lo faremo, ma intanto le cose più importanti sono le altre. Ecco, questo non è accettabile. Lei ha trovato contraddizioni? Cioè, nel senso, voi chiusi, ma non capite il perché, altri sono aperti per altri motivi, no? Allora io parlo del Teatro Giovanni da Udine, ma credo che la situazione sia comune a molti altri. Noi abbiamo chiuso una stagione, perché ce l'hanno fatta chiudere a ottobre, l'avevamo già cominciata quella nuova, con un limite di capienza di pubblico in 400 persone su un teatro che ha quasi 1200 posti. Ecco, Va bene. no, ma la fermo subito. Voi ce l'aveste fatta con 400 persone? Era insostenibile lo stesso per voi? O vi sareste arrangiati in qualche modo? Difficilmente sostenibile, perché un teatro da 1200 posti ha come struttura dei costi fissi che con 400 persone soltanto si riesce poco a coprire. Però insomma se non si poteva fare di più ovviamente non abbiamo insistito. Però qual è il problema? Con 400 persone non ci sono assembramenti, ci siamo organizzati in modo che la gente possa arrivare in teatro senza fermarsi né al bar che è stato chiuso, il bar interno, né al guardaroba che è stato chiuso e neanche intrattenersi nel foyer. Vengono accompagnati direttamente al loro posto dove si siedono, sono distanziati in 400 in una sala da 1200 posti per metri l'uno dall'altro, hanno la mascherina, non si muovono dal loro posto per tutta la durata dello spettacolo e soprattutto non parlano. Quindi qui siamo veramente a livelli di sicurezza che io credo non assoluti, la sicurezza assoluta non esiste, Sì, ma molto buoni. Qualcuno può pensare che però siete in un luogo chiuso che magari per 3-4 ore, qualcuno può pensare. No, immagino, 3-4 è una mia considerazione, magari da ignorante, ma non lo so. 3-4 ore no, perché è difficile che uno 2 spettacolo ore, duri dai, 2 ore. Diciamo un paio d'ore, Sì. ma se uno va anche a pranzo in un ristorante non se la cava in mezz'ora probabilmente. Quindi esistono poi altre situazioni, dico la spesa nei supermercati, che è giusto che venga fatta, sia chiaro, che non dura 2 ore, però spesso un'oretta e mezzo qualcuno ce la può impiegare per fare quello che deve fare. Quindi, peraltro se il movimento tra gli scaffali e la possibilità di incontrare un'altra persona di fronte c'è rispetto a stare seduti. Ma poi abbiamo visto anche adesso con la classificazione in zona gialla di quasi tutte le regioni che spesso anche per la strada si creano non solo assembramenti, folla tale da non consentire di camminare in maniera tranquilla e sciolta evidentemente. Quindi io credo che bisognerebbe ripensare sul serio a cosa fare per i teatri e per lo spettacolo dal vivo. Senta, non è che voglio farvi in conto in tasca, ma quanto ci avete rimesso voi di fatturato? Sapendo che un conto è il teatro, un conto è invece quanto invece ci hanno rimesso i poveri attori, cioè nel senso non è che voglio... Cioè, diciamo quello è il problema. Cioè tutte le persone, attori, tecnici, ma anche l'indotto che non lavora con gli spettacoli che sono bloccati, è chiaro che ci hanno rimesso molto. Noi come teatro stiamo facendo dei conti, preparando il bilancio consuntivo per l'anno 2019, dai quali però non è facilissimo calcolare una perdita, perché noi abbiamo
spettacoli che sono stati sospesi sia per la stagione che è finita nel 2019 sia per quella che abbiamo cominciato nel 2019 a fine anno. Spettacoli sospesi per i quali vale ancora il biglietto che è stato acquistato o un altro titolo di ingresso. In più abbiamo per legge erogato a molti spettatori per la stagione precedente dei voucher, che sono dei crediti che loro possono spendere successivamente quando il teatro ricomincerà a funzionare nel Teatro Giovanni da Udine. Quindi a un certo momento fare i conti su quanti voucher verranno usati, che vuol dire non dover rimborsare il biglietto per la stagione 2019, però vuol dire fare degli spettacoli per quella successiva senza incassare, è un problema di composizione di vari elementi che facciamo un'ipotesi, facciamo un'ipotesi più o meno, facciamo un'ipotesi, $500.000, $1 milione, non so, dico io. Così, io credo, dunque noi così, per i conti che abbiamo finora, noi per la stagione che finiva nel giugno 2019, diciamo, quindi da febbraio 2020, quando è cominciata la crisi della pandemia, fino a giugno 2020, noi avevamo già incassato fra abbonamenti e biglietti abbondantemente sui 400-450 mila euro. Poi non abbiamo fatto gli spettacoli, quindi abbiamo emesso voucher per quasi la metà di questa somma. Voucher vuol dire che chi ha il voucher spenderà questi soldi, se lo riterrà, negli spettacoli che si faranno successivamente. Abbiamo cominciato anche a rimborsare per chi non accettava il voucher, quindi... Sì, non si sa neanche quando successivamente, quello è il problema. Cioè voi non avete una data certa in questo momento per poter riaprire? No, ma per noi la data certa può essere anche marzo. Cioè noi stiamo aspettando che questo decreto scada per capire se qualcuno riterrà di occuparsi in maniera più attenta di quanto non sia stato fatto finora della situazione dei teatri. Per capire, perché se c'è il pericolo, noi siamo i primi a allinearci nel non ricominciare le nostre attività. Ma qualcuno deve verificare, qualcuno di quelli che deve controllare la situazione, deve verificare che il pericolo ci sia. Certo. Se il pericolo non c'è ragionevolmente, si sta creando un danno enorme a un settore economico, ma anche, è stato, mi pare, sottolineato in questi giorni da Riccardo Muti, che si rovina dal punto di vista della cultura non soltanto qualche spettatore, ma si rovinano un paio di generazioni. Io cito Riccardo Muti ovviamente perché è persona ben più autorevole e preparata di me. Certo, no, peraltro anche il settore dell'ospitalità io credo che ci rimetta, perché alla fine ospitare un'orchestra, ospitare degli attori magari da fuori vuol dire portarli in alberghi, e quindi è tutta un'intera filiera, probabilmente non ci si rende conto di questo alla fine. Le chiedo solo un'ultima cosa. Ho parlato di indotto e noi abbiamo fatto un conto che con le nostre stagioni artistiche, quella a cavallo di un anno che comincia più o meno a ottobre, finisce più o meno a maggio-giugno, noi creiamo necessità di ospitare sulle 2.000-2.500 persone all'anno, fra attori, orchestrali, tecnici, eccetera, che è, credo, un contributo non trascurabile anche all'economia cittadina. Le faccio l'ultima domanda, quell'occasione anche, prima abbiamo avuto ospite l'assessore vicepresidente Riccardi, ma anche nei confronti di quel governo che dovrebbe formarsi, che appello vuole lanciare da parte del mondo della cultura? Ma che a Regione, al nuovo governo, ecco. Lo spettacolo non sia considerato un passatempo superfluo per nulla facenti. Sto estremizzando, sia chiaro, molti non lo pensano, però l'atteggiamento e le decisioni che si prendono sembrano quasi coincidere con questa opinione, ma come un servizio essenziale fra i tanti servizi essenziali che una società deve offrire ai suoi componenti. Io sono convinto che se ragioniamo assieme, verifichiamo assieme le reali condizioni operative, si riparte subito con l'attività dei teatri. Lei si sente preoccupata e affranto in questo momento? No, molto amareggiato, perché un'organizzazione, io parlo sempre del Teatro Giovanni da Udine, un'organizzazione che anche in questo periodo, anche durante le chiusure dell'anno scorso, ha continuato a lavorare, perché il teatro non è vuoto, non è deserto,
non è stato chiuso, non possiamo fare lo spettacolo, ma stiamo lavorando tutti quanti perché le cose siano pronte appena ci sarà il via. Questa è un'attività ovviamente anche frustrante per certi versi, perché si lavora non sapendo se e quando si potrà ricominciare. Va bene, io ringrazio Gianni Nistri per il suo intervento. Vi leggo solo un'ultima notizia che ci è arrivata ora in redazione. Era a riguardo, ed era giusto che continuasse così, la precisazione che avevo prima lanciato riguardo alla notizia. Abbiamo verificato sui transfrontalieri in Slovenia. Non ci sarà più il tampone obbligatorio, niente più tampone obbligatorio per lavoratori e studenti italiani che quotidianamente si recano nella vicina Slovenia. La levata di scudi, dopo il decreto del governo sloveno entrato in vigore proprio oggi, che imponeva per entrare nella vicina Repubblica tamponi obbligatori per i transfrontalieri, evidentemente ha portato i suoi frutti. Manca ancora l'ufficialità, ma la notizia è che l'obbligo non c'è più, è confermata da più parti. La senatrice del PD, Tatiana Rojc, riferisce che una comunicazione in tal senso è stata data da un parlamentare sloveno. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, stamattina ha parlato di un fulmine a ciel sereno, nessuno ne era stato messo a conoscenza, nemmeno il sindaco di Nova Gorica. Ha detto a proposito del decreto. Ziberna si è poi mobilitato con una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri degli Esteri e degli Interni, chiedendo che si facciano parte attiva nella vicenda. Sulla vicenda è intervenuto poi in giornata anche l'assessore alle politiche dell'immigrazione del Friuli Venezia Giulia, per Paolo Roberti. Siamo preoccupati, va detto, per la decisione presa dalla vicina Slovenia. Nelle prossime ore il governatore Federica invierà una lettera sia al governo sloveno che a quello italiano, intanto per ottenere subito un rinvio di questo provvedimento e successivamente la totale esenzione per i transfrontalieri. E da poco, e da qui si è saputo che l'obbligo del tampone per i transfrontalieri non c'è più. Era doveroso darvi questa notizia con cui anche avevamo quasi aperto la nostra puntata di Screenshot. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi ringrazio, con Screenshot ci vediamo la prossima settimana come sempre mercoledì, giovedì e venerdì. Grazie, arrivederci.